Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa in perfetto orario. Sono le 8:30, martedì 27 agosto. Ancora per questa settimana la rassegna stampa va in onda alle 8:30, minuto più, minuto meno. Vi ricordo il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per avere gli aggiornamenti su ciò che va in onda nel corso della giornata. Detto questo, subito andiamo all'agenzia ANSA di stamani. Nuovo attacco russo con droni e missili sull'Ucraina. La Federazione Russa ha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell'Ucraina. Nel distretto di Zaporizhia un morto e 2 feriti. Raid israeliano nel nord di Gaza, 9 morti. Il secondo titolo e poi addio a Sven Goran Eriksson, l'allenatore gentiluomo. La scuola al via, tra le novità il concetto di patria entra nell'educazione civica. Nella Via Lattea c'è un oggetto misterioso, è velocissimo, è destinato a lasciare la nostra galassia, ma non è nessuno di quelli che conosciamo e di cui leggiamo sui giornali, a quanto pare, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. Cosa c'è ancora di interessante? Grembiulino verde contro gli stereotipi di genere in Puglia, in una scuola del Salento. Fa discutere e accende la solita polemica politica, come è prevedibile, la decisione dell'Istituto Comprensivo di Salice Salentino Guagnano. Non il grembiulino azzurro, rosa o quel che è, ma verde contro gli stereotipi di genere. C'è ancora Michele, il pescatore che ha sfidato le tempeste, e il sindaco friulano che si sdebita col carcere dove era stato incarcerato tanti anni fa e dona 35 frigoriferi. Sono storie che all'ANSA piacciono molto. Convalidato a Latina il fermo in carcere del badante killer, perché può colpire ancora, e per quanto concerne la pagina di politica, election day difficile, serve un accordo prima tra le regioni. Campagna elettorale lunga, si prospetta fino a Natale. Detto questo, andiamo subito come un solo uomo, pur essendo in due. Ringrazio e saluto in regia Davide Clocchiatti, impareggiabile come sempre. Andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Velocemente, l'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire è con la ministra Locatelli, la ministra leghista delle disabilità. Scuola non per tutti, disabilità, siamo all'anno zero. Ci sono tante prassi da scardinare. Per docenti e famiglie l'inclusione dei disabili è a rischio. I tagli, i docenti di sostegno precari, la discriminazione quotidiana, legittimata anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato con cui è stata riconosciuta la preeminenza delle esigenze di bilancio sull'assistenza a un bambino tetraplegico. Insomma, non c'è pace sul fronte dell'inclusione delle persone con disabilità. A 15 giorni dalla prima campanella, le famiglie e gli insegnanti hanno deciso di scendere in piazza insieme a Genova per chiedere l'attenzione del governo. L'obiettivo è sollevare un'onda che arrivi già ai primi di settembre a Roma e scuota il Ministero dell'Istruzione, dice in prima pagina, scrive anzi in prima pagina Avvenire. Sempre da Avvenire poi appunto la questione delle parole della ministra per la disabilità, la leghista Alessandra Locatelli. La sfida è aperta, non si può tornare indietro. Locatelli ricorda che le persone vengono prima di tutto e l'Italia vuole un ruolo da protagonista sulla scena internazionale per la riforma in cantiere e l'incontro di ottobre in Umbria. Poi vedremo l'intervista più in dettaglio. Il Corriere della Sera mette in apertura la foto di Sven Goran Eriksson, l'allenatore gentiluomo. Addio a Eriksson, e poi pioggia di razzi sull'Ucraina. In taglio alto Sinner, io sono stato trattato come tutti gli altri tennisti, il mistero di Durov, Telegram, le chat occulte, e poi la stretta di Scholz in Germania sui migranti. È la misura annunciata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, una stretta sull'immigrazione dopo l'attentato di matrice islamica a Solingen che ha provocato 3 morti. Scholz ha promesso anche di inasprire rapidamente, ha detto il cancelliere tedesco, la legislazione sul porto d'armi e fare tutto il possibile per espellere coloro che non devono rimanere in Germania. L'attentatore di Solingen doveva essere espulso verso la Bulgaria, l'ordine era già firmato, per 6 mesi ha fatto perdere le tracce, aveva poi ottenuto la protezione sussidiaria e un posto letto nel centro d'accoglienza di Solingen. In Italia parla Renzi, intervistato come sempre da Maria Teresa Meli, solo lei lo può intervistare per il Corriere della Sera. Conte è in difficoltà, ha avuto mesi difficili, i nostri voti sono decisivi per vincere. Poi il ministro per le riforme, Calderoli, anche qui intervistato da Marco Cremonesi, da Forza Italia,
battute d'agosto sui temi dell'autonomia. Lo vediamo subito, il referendum sull'autonomia dividerebbe il paese, se si farà sarà sud contro nord. Il terzo mandato dei governatori c'è tempo per parlarne. Proposta di Tajani sullo Ius Schole, ogni anno ad agosto ci sono stelle cadenti e temporali, poi tutti se ne dimenticano. Berlusconi era un amico, quando se n'è andato ho pianto, se il richiamo ai diritti venisse da lui lo ascolterei. Se invece viene da Tajani, no. Comunque, al di là dell'oggetto medesimo, se la stessa cosa la dice Berlusconi è un conto, se la dice un Tajani qualunque, no. Sinceramente no, dice Roberto Calderoli, no su cosa? Non sono sorpreso dalle dichiarazioni di Tajani. La stagione è stata pessima, abbiamo raccolto la metà dell'anno scorso, il ministro degli affari regionali raccoglie i frutti nel suo noccioleto in Piemonte, sta parlando delle nocciole, non del governo Meloni. Quest'anno è andata male dappertutto. I prodotti che sono emblema del Made in Italy dovrebbero essere più tutelati. Bisogna rivolgersi al governo, peraltro. Comunque, Tajani ha detto che vigilerà sull'autonomia, ma anche Forza Italia l'autonomia l'ha appena approvata. Il suo ruolo di bilanciamento tra nord e sud richiede questo atteggiamento. Io posso stare tranquillo. Le esigenze espresse sono contenute nella legge, modificata con emendamenti e ordini del giorno di Roberto Occhiuto e di Forza Italia. Intendo mantenere gli impegni, inclusi quelli degli ordini del giorno. Sullo Ius Schole la posizione di Forza Italia richiama Berlusconi degli ultimi anni. Berlusconi era un amico, è venuto anche al funerale di mia mamma, quando se n'è andato ho pianto, tutto per dire che il richiamo a questi diritti, se viene da Berlusconi lo ascolto, se viene da altri ne discutiamo come di tante altre cose. Mentre per quanto concerne la questione che prima si fanno i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, poi l'autonomia, la mia priorità è appunto quella di fare i LEP il prima possibile, dice Calderoli al Corriere della Sera. I primi arriveranno entro l'anno. Su quali materie? Quelle più vicine alla definizione sono ambiente, sanità, tutela diritti del lavoro, governo del territorio, istruzione. Poi, oggi, non so ancora dire quali matureranno prima. Tajani dice che bisogna procedere con il buon senso sulle materie senza LEP. È quello che applicheremo. La cautela di Forza Italia trova sponda in Fratelli d'Italia? Se c'è, non l'ho mai trovata. Ogni volta procediamo cum grano salis. Di resistenze non ne ho colte. Il presidente Zaia ha sbagliato a chiedere subito alcune materie? Chiedere, risponde Calderoli, è legittimo. La sua battaglia è sempre stata chiara. Mi faccia dire che il trasferimento delle competenze non è in blocco, sono singole funzioni dentro una materia. Nessun rischio per il sistema unitario. Me lo faccia dire, Zaia ha costruito con gli altri governatori una legge tutelativa anche del Sud, ma una parte del Sud non ha voluto capirlo. Normale che Zaia chieda quel che può chiedere. Forza Italia per il Veneto chiede che il candidato presidente sia Tosi. Chiederlo è legittimo, osserva Calderoli, non è una proposta fuori dalle righe, ma il Veneto guidato dalla Lega e deve rimanere alla Lega, con un leghista e non un ex leghista. Il terzo mandato per i governatori non c'è, alle elezioni manca un anno è lungo, le cose possono cambiare. Su questo argomento qualche riflessione in più andrebbe fatta. Zaia è un asso del territorio, con un consenso che si avvicina all'80%. Perché rinunciarvi? Quanto al referendum sull'autonomia, e poi si volge alla conclusione della conversazione di Calderoli col Corriere della Sera, non me ne frega niente del possibile referendum. Le firme sono state raccolte su piattaforme digitali attivate dal governo, ma questo per me rappresenta un vulnus rispetto a una Costituzione che aveva fissato il numero delle firme quando si dovevano raccogliere in cartaceo, non dal divano. Temo che qualunque sia il risultato del referendum, la frattura del paese ce l'avrà in ogni caso. Non concesso che il referendum si celebri e passi l'abrogazione, diventerebbe automaticamente il referendum del Sud contro il Nord. Qualcuno vuole assumersi la responsabilità di spaccare il paese? Sono contrarissimo a uno scontro del genere. Un esito che non conviene a nessuno. Così Calderoli sul Corriere della Sera di stamani. L'abbiamo letta praticamente tutta l'intervista. Chiudiamo dalla prima pagina del Corriere con la storia incredibile da quel di Varese, da Malnate, della signora Giuseppina, 88 anni, persa 4 giorni nel bosco, si è salvata. Il miracolo, ha bevuto dalle pozzanghere e si è riparata con le felci. 4 giorni sola nei boschi a causa di una caduta sulle montagne dell'Alto Varesotto. Ma Giuseppina Bardelli, 88 anni, ce l'ha fatta. Era sparita il 21 agosto, andava a funghi in una zona al confine tra Italia e Svizzera. Subito erano partite le ricerche, poi finalmente i soccorritori hanno sentito le invocazioni di aiuto provenienti dalla zona impervia ricoperta di alte felci.
Infine c'è il caso Venditti, ha insultato una disabile e poi si è scusato da un palco di Barletta, una telefonata alla donna, era buio, ha detto il cantante romano, non me ne sono accorto, sono sconvolto. Dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio apre la prima pagina con la rivolta nel PD contro Renzi. Cara Elli, se entra Renzi non votiamo più il PD, dicono i militanti alla festa nazionale dell'unità. Rimandalo in Arabia. Tutti contrari fra gli stand a Reggio Emilia. Non torni Renzi. In taglio alto Telegram, Durov, il fondatore arrestato in Francia, complice delle chat, tira aria di censura sui social. Le imputazioni della procura parigina contro il creatore della piattaforma, molte citano il concorso in gravi crimini commessi da chi usa Telegram. Cosa c'entra lui? Sullo sfondo le minacce dell'Unione Europea a Musk. Intanto sull'autonomia anche De Luca fa il ricorso e Fratelli d'Italia tira il freno, mentre Macron si rifiuta di incaricare per il governo la coalizione di sinistra arrivata prima delle elezioni perché ne va della stabilità istituzionale. È resuscitato Napolitano in Francia, scrive il Fatto Quotidiano. Il governo vuole dare i TFR ai fondi pensione, ma non funziona. E poi una cosa divertente, si fa per dire, insomma, visto il soggetto di cui si parla di fianco a Vannacci, levare la fiamma a Giorgia Meloni, darla a Vannacci, è il piano dell'estrema destra. E Riciccia è un personaggio che qualcuno dei più anziani ricorderà, un personaggio a cavallo tra Gelli, Carboni, un certo tipo di massoneria che non si capisce mai bene, che fece un casino della Madonna con la Lega anche in Val d'Aosta tanti anni fa, l'operazione Fonei Money, qualcuno lo ricorderà. La confederazione presieduta, stiamo parlando di Gianmario Ferramonti, che ora guida una confederazione delle destre, vuole togliere la fiamma a Giorgia Meloni e darla a Vannacci, scrive il Fatto Quotidiano. Vero o non vero? C'è la foto dei due attavolati. Vannacci con questo bel soggetto, Ferramonti, che rivendica lo storico simbolo dell'MSI. Nuovi idoli, il generale prescelto per l'eredità. Andiamo bene, direbbero a Roma. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, navi, rifiuti e clan, a Ponte denuncia, Spinelli perquisito, a pagina 10, pagina 11. Ma andiamo a vedere anche il pezzo di Marco Travaglio intitolato Libertà vigilata, l'editoriale del Fatto Quotidiano. Siamo talmente malmessi che ci tocca difendere Povia. Invitato a presiedere la giuria di un talent a Nichelino, Torino, e a esibirsi in concerto, si è visto annullare tutto dal sindaco per la sua posizione sui diritti civili e la sua contrarietà ai vaccini diverse dalla mia amministrazione, ha detto il sindaco, il quale ha aggiunto, sia chiaro, non è una questione politica. E invece, scrive Travaglio, è proprio una, anzi la questione politica, tanto più che quello è il 40° concerto che annullano al cantante Povia. Se fosse per le sue qualità artistiche, secondo noi scarse, nulla questio. Se un cantante non ti piace, non lo inviti, ma se lo inviti e poi lo rimandi a casa per ciò che dice o pensa, si chiama censura, che in una democrazia non ha cittadinanza, altrimenti la democrazia smette di essere tale. Siamo vaccinati e vaccinisti, senza obblighi, e sosteniamo i diritti civili. Fra questi c'è la libertà di espressione, dissenso, scempiaggine, purché non si torca un cappello ad alcuno. Un cantante si giudica da come canta, non da ciò che pensa, scrive Travaglio, ma da quando esportiamo la democrazia, in casa ce ne resta sempre meno. Tutti fremono di sdegno per un elenco di agenti sionisti da boicottare pubblicato sul web da un sedicente nuovo PC. Giusto, non si fanno liste di proscrizione. Il guaio è che molti degli indignati, perfino dei personaggi citati, dal 2022 compilano liste di proscrizione di agenti putiniani che non sono né agenti né putiniani, ma hanno il torto di non pensarla come loro sulla guerra russo-ucraina. Poi c'è l'arresto in Francia del fondatore della app Telegram, Pavel Durov, russo con vari passaporti. Può darsi che sia il nuovo Barba Blu, scrive Travaglio, ma se l'accusa è che le chat del suo social network sono utilizzate grazie alla segretezza da organizzazioni criminali, oltre che da milioni di russi occidentali e perfino da Zelensky, il suo arresto ci ripugna. Ci fanno scompisciare, conclude Travaglio, i giornaloni furiosi con l'internazionale sovranista dei Musk e dei Salvini che difendono Durov. Durov fuggì proprio dalla Russia, che nel 18 voleva bloccargli Telegram. L'Occidente allora protestò, Amnesty urlò, giù le mani dalla libertà di espressione. Ora invece
tutti tacciono quando il commissario macroniano europeo Breton minaccia di bandire X perché Musk è trampiano e non fa come Zuckerberg che mette le censure e le fake news di Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp al servizio dell'altra banda, quella democratica, dei Biden e delle Harris, i buoni, che possono fare come e peggio dei cattivi, in ragione della loro innata bontà. Più combattiamo la Russia e più le somigliamo, conclude Marco Travaglio. Vediamo anche il giornale. Il giornale apre con la svolta: in Germania, islamisti da espellere, il premier socialista Scholz dopo l'attentato a Solingen annuncia una stretta, il modello di integrazione è fallito. Venditti sgrida anzi la fan disabile, ma l'inclusione è anche questa, poter sgridare una fan disabile vuol dire includerla tra le persone normali, scrive Valeria Braghieri, dopodiché chi va in pensione prima prenderà l'assegno dopo. Le pensioni sono la voce più pesante del bilancio statale italiano. Non è un caso che in vista della manovra la finanziaria da costruire all'interno degli stringenti paletti dell'Unione Europea si pensi a reperire risorse nel campo pensioni. L'ipotesi, trapelata nelle ultime ore, è l'allungamento per chi va in pensione anticipata della finestra mobile dagli attuali 3 fino a 7 mesi dal 2025. Cioè decidi di andare in pensione prima, puoi farlo, prenderai l'assegno dopo 7 mesi dalla tua scelta. Molto democratico e molto bello, per usare l'aggettivo che piace a Travaglio. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere il Tempo di Roma. Tra le varie questioni, in prima pagina sul Tempo, l'intervista allo storico Franco Cardini sul caso di H. Larenzia. È giusto celebrare quelle vittime perché la sinistra ricorda solo i suoi. Quelle vittime erano invece del movimento sociale italiano. La Repubblica mette in prima pagina la vendetta di Putin, la pioggia di fuoco sull'Ucraina. Di spalla l'oro di De Sica, l'oro di Napoli, film del 54 restaurato, inaugurerà la mostra di Venezia del cinema, Venezia 81, sarà amato anche dai ragazzi, piacerà ai giovani, dice il direttore della mostra Barbera. Sempre dalla prima pagina di Repubblica, pensioni, canone Rai, lo sgambetto di Giorgetti a Salvini, poi lo vediamo meglio, ne parleremo anche con componente della Commissione Bilancio Andrea Barabotti, per il cui Parlamento alle ore 9, tra molto poco. Pensioni, bonus, canone Rai, in manovra lo sgambetto a Salvini. La Premier, Giorgia Meloni, ha bisogno di 25 miliardi per la finanziaria e di conti in ordine. Vuole un intervento per le famiglie, così le misure care alla Lega diventano a rischio, scrive Repubblica. E lasciamo anche Repubblica per andare a dare un'occhiata alla Stampa di Torino. La Stampa apre con la vendetta di Putin e le bombe su Kiev, ma di spalla c'è anche la politica interna con un'intervista a Flavio Tosi: la Lega è allo sbando e Vannacci è un fascista. Per i candidati regionali lo scontro è nella destra. Così si esprime l'ex leghista Flavio Tosi, che è un esponente adesso di Forza Italia e che Forza Italia vuole candidare a presidente del Veneto dopo Zaia. Lasciamo anche la prima pagina della Stampa di Torino, un'occhiata alla verità di Maurizio Belpietro. Titolo d'apertura: Speranza, l'ex ministro della salute che dà dei complottisti anche ai parenti delle vittime. La Germania, nel commento di Maurizio Belpietro, al pettine le balle sui migranti, e poi a centropagina l'arresto del signor Telegram, bomba tra gli 007. Le accuse mosse a Durov, il fondatore di Telegram, di coprire la pedopornografia e gli altri traffici illeciti sono un paravento. Il vero obiettivo dei francesi sono le informazioni strategiche di tipo militare, economico e governativo custodite nel suo social. E questa è una lettura interessante che la Verità dà in prima pagina. Altro che pedofili e narcos. All'intelligence francese fanno gola le chat di Durov. Gli 007 raccoglierebbero così informazioni utili nei vari teatri bellici, dall'Ucraina all'Africa. Perciò miliziani tipo Hezbollah potrebbero passare alle app cinesi. E scrive ancora la Verità: il pericolo è il prezzo della libertà. Scordarlo porta a divieti e censure. No alla censura.
In primo piano ancora sulla Verità l'intervento del magistrato in pensione, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione Pietro Dubolino, sui cosiddetti discorsi di odio che sono tutelati dalla Costituzione, l'articolo 21, libertà di espressione. Non la pensa come lui a proposito e il sindaco del PD caccia Povia, annullato il contratto al cantante perché antiabortista, Novax, omofobo secondo il sindaco. Vediamo anche Libero. Apertura dedicata al caos libico che riesplode, allarme migranti, le ONG tornano in mare, il leader libico Haftar stoppa la produzione di petrolio, schizza il prezzo del greggio. Patti con Tripoli a rischio, scafisti in festa, in Italia multa alla nave Geo Barents. E sempre dalla prima pagina di Libero, i numeri disastrosi della Germania, la locomotiva dell'Unione Europea ormai è un rottame, scrive Sandro Iacometti. L'intervento del ministro San Giuliano, accendiamo un faro sui martiri delle foibe, propone il ministro della Cultura, l'intervento del ministro della Cultura che propone una mostra per riportare l'attenzione sui martiri delle foibe del comunista Tito. Con ciò lasciamo Libero, andiamo a vedere adesso la prima pagina di Italia Oggi. Apertura sul fisco che grazia chi si corregge. Cosa vuol dire? Niente sanzioni per i contribuenti che da settembre si adeguano con dichiarazione integrativa alle circolari dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione. Beppe Grillo e Giuseppe Conte, rien va plus fra i due leader del Movimento 5 Stelle e poi il sindaco di Modena di centrosinistra contro la legge sui minori immigrati voluta dall'esponente del PD Zampa, la sottosegretaria all'epoca Zampa. E diritto e rovescio, il corsivo di Italia Oggi del direttore Magnaschi si occupa di Germania. Il quotidiano Bild Zeitung, il più venduto in Germania, rivela che l'assassino che ha aggredito una famiglia nel centro della città di Stoccarda, ferendo a coltellate 4 persone, con una in pericolo di vita, è un profugo siriano 17enne. Il ragazzo in 31 mesi ha compiuto 34 reati. È giunto in Germania nel 2016 con la famiglia, 27enne mi sembra in realtà no, comunque è giunto in Germania nel 2016 con la famiglia, con il padre e con 2 mogli e 10 fratelli e sorelle. Tutti hanno compiuto reati, 120 reati in totale, anche i ragazzini di 14 anni. Ma la famigliola, 120 reati. Ciò nonostante, la famiglia del giovane terrorista riceve il Bürgergeld, il reddito di cittadinanza, 6.000 euro al mese più la casa. Costoro non si possono espellere o non si vogliono. Il guaio è che domenica prossima si vota in 2 regioni dell'Est Germania e notizie di questo tipo sono benzina sul fuoco per il movimento di estrema destra AfD, che con questi aiuti rischia di essere il più votato, scrive in prima pagina il direttore Magnaschi. La psicosi dello straniero è il titolo da Berlino del pezzo di Roberto Giardina, che poi vedremo meglio. In Germania è vietato comunicare la nazionalità degli autori dei reati anche gravi e la gente teme la reticenza dello Stato, la psicosi dello straniero. Vediamo anche la prima pagina del Foglio. Il Foglio apre il primo piano con un pezzo di Salvatore Merlo sui mariti licenziati, i ministri fantozzizzati, il matriarcato a go-go. Uno scoop, scrive Merlo, il melonismo è il femminismo che sogna da sempre la sinistra. Le femministe del PD dovrebbero iscriversi a Fratelli d'Italia o frequentare Casa Meloni. Questa qui sta facendo appunto fuori i mariti, i ministri mezzi fantozzi e presi per il sedere, il matriarcato a go-go, insomma il femminismo è targato Giorgia Meloni. Dopodiché ci sono 2 pezzi che hanno a che fare con la Lega, Salvini si autorottama, deve essere frustrante, scrive Luciano Capone sul Foglio, per chi ha costruito la carriera promettendo che una volta il governo avrebbe cancellato la riforma Fornero, far parte del governo che dopo 12 anni corre veloce verso la piena attuazione dell'odiata riforma. Sarebbe frustrante per chiunque, ma non per Salvini, che forse neppure si è reso conto di essere il vice premier del governo col ministro dell'economia del suo partito, che sta stringendo più di tutti quelli precedenti le uscite anticipate. Figurarsi che fa pure i complimenti anche a Panetta per il suo discorso a Rimini sui migranti. L'altro articolo di Simone Canettieri su quota Vannacci.
L'euro generalissimo fa sul serio, tratta per avere il 30% di candidati, il Vannacci, nelle liste della Lega alle prossime regionali. Tratta, fa trapelare, smentisce, allude, tira la corda, molla la corda, fa parlare e intervistare i suoi vice. C'è fermento, le truppe si stanno radicando sul territorio, l'autunno di Vannacci si prospetta interessante anche per Matteo Salvini. In questi giorni, dietro le quinte, è in corso una trattativa fra il mondo vannacciano e i vertici della Lega. Prossime regionali: Umbria, Liguria, Emilia-Romagna. 3 elezioni complicate. Il dato finale non interessa a Vannacci, gli interessa avere il 30% di candidati nelle liste alle prossime regionali. Mentre lasciamo con questo le prime pagine di oggi e adesso facciamo una piccola pausa musicale nel segno del primo brano che andiamo oggi ad ascoltare, un attimo solo che lo recuperiamo. Eccolo qui, il primo brano per oggi ci porta sicuramente dalle parti di un compositore che voi conoscerete alla perfezione, Jaroslav Krička, compositore ceco, nato a Kelch, Moravia, in quello che era l'impero austriaco, ora Repubblica Ceca, morto nel 1969, nato nel 1882. Ascoltiamo un tempo di valzer da una sua raccolta pianistica assolutamente sconosciuta, solo su Radio Libertà. Voi potete ascoltare a quest'ora alle 8:56 un pezzo di Jaroslav Krička e scusate se è poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Qui Parlamento. E come dicevo in rassegna stampa poco fa, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, la nostra rubrica, qui in Parlamento, con noi il deputato toscano della Lega di Massa Carrara, Andrea Barabotti, che è presidente, anzi segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince e soprattutto componente della Commissione Bilancio della Camera, della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Buongiorno Barabotti, grazie per essere con noi anche in questo agosto che volge al termine. Questo spazio. Allora, l'ho sentito solo adesso, mi perdoni, grazie dicevo per la sua disponibilità e abbiamo modo con lei di entrare su alcuni dei temi di attualità che hanno a che fare peraltro anche con la Commissione Bilancio che citavo prima, perché già si comincia a parlare della prossima finanziaria. Come tutti gli anni l'operazione finanziaria o manovra di finanza pubblica non è un'operazione semplicissima. Ci sono le prime anticipazioni, di solito le anticipazioni agostane non corrispondono perfettamente a quello che sarà poi la finanziaria nel suo contenuto, ma prima di entrare su questo argomento che riguarda le nostre tasche, quindi direi è di una certa importanza, le nostre tasche, le nostre pensioni, il rapporto col fisco, le nostre tasse, insomma cose decisamente importanti, le domando qual è la situazione all'interno della maggioranza, perché non passa giorno che sull'autonomia, sulle regionali, sulle candidature in Veneto, su una serie di questioni da parte soprattutto di Forza Italia, ma non solo, ci sono dei distinguo costanti rispetto ai temi che pure erano leghisti, ma erano in realtà anche parte del programma di governo. Quindi la situazione qual è dal suo punto di vista? Beh, io credo che il tema del bilancio, il tema delle riforme, il tema del governo del paese da parte del centrodestra non sia affatto slegato da quello che avviene nelle stanze della politica e quindi quello che le polemiche agostane che riguardano la proposta di Forza Italia sullo Ius Scholae, quindi su di fatto l'orientamento del nostro sistema verso lo Ius Soli piuttosto che lo Ius Sanguinis. Ecco, mi consenta una ulteriore domanda, non per interromperla, ma per interlocuzione. Su questo tema sembra che le cose siano andate sfumandosi adesso, no? Cioè Forza Italia non fa più la battaglia della morte o della vita sulla questione dello Ius Scholae. E allora perché è stata tirata fuori? Questo significa che comunque si metterà mano a questa materia o la diamo per scontato che era una buttata estiva? Finalizzata a cosa però? Perché un senso ci deve essere in politica, no? Io credo che qualcuno in maggioranza sia caduto nel tranello che spesso viene teso ai governi di centrodestra. Cioè c'è qualcuno all'interno della maggioranza, è successo a Fini nel governo Berlusconi che purtroppo cadde nel 2012 a cavallo fra il 2011, 2012 e 2013. Quel governo Berlusconi cadde perché ci fu un signore di nome Gianfranco Fini, che oggi si trova molto in sintonia con Forza Italia, che ascoltò le sirene della sinistra, dell'allora Presidente della Repubblica, di certi poteri internazionali che di fatto andarono a minare la compattezza di quel governo di centrodestra. Eravamo allora come oggi alla vigilia di riforme importanti per il Paese e dei poteri dentro e fuori dal nostro Paese tramarono per disarcionare quel governo. E oggi la storia si ripete e c'è qualcuno in maggioranza che si lascia distrarre dalle sirene, no? Le sirene che diciamo consiglio agli amici di Forza Italia che si lasciano in qualche modo corteggiare da certa sinistra, da certe idee progressiste, consiglio di legarsi ben bene come fece Ulisse e se vogliono ascoltare le sirene lo facciano, ma lo facciano ben ancorate e ben legati al programma di governo di centrodestra. Quindi ciascuno di noi, ciascun parlamentare, oltre che ciascuna forza politica, è libero e ha una propria sensibilità sui vari temi. Ma noi siamo stati votati per attuare un programma elettorale. In quel programma elettorale c'è la riforma della giustizia, in quel programma elettorale c'è la riforma del fisco, in quel programma elettorale c'è la riforma delle autonomie, c'è la riforma sul premierato per dare stabilità politica al Paese, non c'è la riforma della cittadinanza e dei metodi con cui si prende la cittadinanza nel nostro Paese. E quindi stiamo concentrati sulle cose per cui gli italiani ci hanno votato
E questo è il succo della democrazia rappresentativa, quindi dare attuazione a un programma. E io credo che non a caso queste fibrillazioni siano nate, ora sembrano rientrare, ma queste fibrillazioni sono nate dopo che a livello europeo, perché il fatto politico che ha contraddistinto la stagione estiva più importante è stata l'elezione della nuova Commissione europea. Un'elezione che ha visto Forza Italia votare von der Leyen e la nuova Commissione, Lega e Fratelli d'Italia invece non votarla. Ecco, io credo che a livello qualcuno abbia dato mandato a Forza Italia di dare dei segnali a questo governo e io credo che Forza Italia abbia sbagliato a prestarsi in questo gioco che rischia invece di danneggiare il nostro paese e la nostra unità sul piano politico. Ecco, anche perché dopo la questione dello ius scholae, la cittadinanza agli immigrati, è venuta fuori la questione dell'autonomia, in termini anche un po' oscuri, perché il ministro Tajani ha detto prima bisogna fare i livelli essenziali delle prestazioni per i diritti fondamentali, le materie fondamentali e poi fare l'autonomia. Che è ciò che oggi Calderoli sul Corriere della Sera, in un'intervista a Marco Cremonesi, dice è ciò che si sta facendo. Quindi dove sta il problema? È ciò che è in legge, ciò che è stato appunto definito in norme. Calderoli è stato netto fin dall'inizio del suo mandato, ha voluto noi nel processo che guiderà il Paese verso una riforma del suo assetto istituzionale, quindi delle autonomie, potevamo scegliere due strade, perché di fatto la riforma delle autonomie avviene a Costituzione invariata, perché l'articolo 116 già prevede un percorso e il governo avrebbe potuto procedere con intese separate regione per regione senza prevedere tutta una serie di garanzie che invece noi abbiamo messo in legge. E già le norme prevedono che prima di procedere a concedere maggiori forme di autonomia alle regioni siano individuati i livelli essenziali delle prestazioni e prevede anche che ci siano gli stanziamenti necessari per far fronte a questo, quindi per far fronte appunto ai livelli essenziali delle prestazioni. Quindi diciamo è un assetto, la norma che abbiamo, che il ministro Calderoli ha portato in Consiglio dei Ministri, che il Parlamento italiano ha approvato, è una norma di grande garanzia per le regioni, è una norma di grande garanzia sia per il nord che per il sud. E quindi abbiamo preferito il percorso più lungo, abbiamo cercato la massima condivisione. Adesso abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per condividere il testo, per lavorarci in accordo anche con i presidenti delle regioni, con tutte le istituzioni e le istituzioni di ogni livello. Adesso però basta. In questo paese non si può continuare a parlare. Arriva un certo punto in cui le cose si debbono concretizzare e noi contiamo che tutta la maggioranza su questo percorso che abbiamo tracciato per la riforma Calderoli vada avanti, senza distinguo, senza differenziazioni, senza presidenti di regione, senza esponenti parlamentari di maggioranza che strizzano l'occhio alla sinistra su questi temi. Onorevole Barabotti, adesso parliamo un pochino di finanziaria. Ripeto, fatta la premessa che le ipotesi agostane, quello che si dice adesso, dobbiamo prenderlo un po' così con molto beneficio di inventario. Comunque, si parla di pensioni, si parla di bonus fiscali, cioè deduzioni e detrazioni, e perfino di cose più piccole come il canone RAI, da riportare dai 70 euro ai 90, perché lo sconto di 20 euro all'anno costa 400 milioni allo Stato. Le domando cosa c'è di vero in queste ipotesi, segnalando che sulla questione pensioni molti danno per scontato che quota 41 non si possa fare e che anzi per coloro che vanno in pensione anticipata adesso le finestre per percepire la pensione vengano portate da 3 a 6 o 7 mesi, cioè tu vai in pensione, ne hai diritto, la legge te lo consente, ma la pensione la prendi non più dopo 3, ma dopo 6 o 7 mesi. Sul tema allora, deduzioni diciamo e detrazioni fiscali io credo che non ci sia ancora niente di preciso, però anche quello è un capitolo sul quale pare che si debba lavorare. Ecco, cosa c'è di vero e di falso in tutto questo, onorevole Barabotti? Di vero c'è il fatto che il nostro paese e la finanza pubblica nel nostro paese hanno bisogno di trovare un equilibrio, di stare in equilibrio, e hanno bisogno di farlo con delle politiche
in termini ad esempio di bonus, mi riferisco al 110, che hanno profondamente minato la stabilità del nostro paese. Nei prossimi anni noi avremo più o meno mal contati 20 miliardi di euro l'anno di mancate entrate a causa di questi bonus, dei bonus 110, e ovviamente nell'attuazione delle nostre politiche dobbiamo tenere questo in considerazione. Ovviamente conosciamo il contesto difficile a causa delle crisi a livello geopolitico, e quindi capiamo tutti come il nostro paese, insieme a tanti altri paesi, affrontino un momento non facile. Quindi di vero c'è questo. E noi, siccome la ricchezza non si crea per decreto, abbiamo il dovere, come decisori politici, di distribuire per quanto possibile la ricchezza nel modo più equo. E il segretario Matteo Salvini l'ha ricordato qualche tempo fa, proprio parlando di polemica sulle Iuscole, ha ricordato che la Lega oggi è concentrata su due temi fondamentali, che sono quelli della povertà, quindi dei salari, della ricchezza delle famiglie, e quello delle pensioni, che rimangono i due temi su cui noi concentriamo la nostra attenzione. Le proposte e le indiscrezioni che oggi veicolano su qualche organo di stampa sono indiscrezioni che avranno certamente, io immagino, qualche elemento di fondatezza, ma c'è da considerare che noi inizieremo il lavoro su questa manovra nei prossimi mesi a livello politico, e quindi le valutazioni e le proposte che sono sul piatto oggi, se è vero che ci sono proposte di natura tecnica, prettamente tecnica, e quindi immagino che una bozza di questo documento arrivi dal Ministero dall'apparato tecnico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una serie di ipotesi che ovviamente cercano in primo luogo di far quadrare i numeri. Ecco, il Parlamento e il Governo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avranno il compito di far quadrare i numeri, però con quella sensibilità politica che ci contraddistingue. Quindi sappiamo che il lavoro povero nel nostro paese è una piaga che dobbiamo affrontare. Sappiamo che dobbiamo sostenere le famiglie meno ricche, perché questo significa sostenere i consumi e consentire al nostro sistema produttivo di rimanere in piedi e di agganciare quella ripresa che stiamo già vedendo negli ultimi trimestri di questo anno, grazie anche all'occupazione che riprende e quant'altro. E sappiamo che, se vogliamo anche aiutare le famiglie, significa non andare a mortificare i consumi interni, ma significa anche dare prospettiva delle famiglie che magari decidono di fare un figlio, che decidono di avere la propria indipendenza economica e di quindi costruire una famiglia. Quindi attenzione alle fasce più deboli, attenzione alla famiglia, e nel frattempo riformare la giustizia, distribuire adeguatamente le risorse, rendere il nostro paese più efficiente anche sul piano istituzionale, e dare una maggior stabilità politica con il premierato e quindi con le riforme di più ampio respiro, servono a questo. Cioè noi in questa fase dobbiamo distribuire le poche risorse che abbiamo, le distribuiremo con un occhio di riguardo per le persone per gli anziani e per le persone, le famiglie più bisognose, mentre in qualche modo il nostro paese tiene botta in questo momento difficile. Dobbiamo preparare la nostra ripartenza, dobbiamo continuare a aiutare la nostra industria, la nostra manifattura, le attività produttive del nostro paese, dobbiamo efficientare e rendere più moderno l'Italia sotto tanti punti di vista, e quindi prepararci, a far tornare il nostro paese protagonista in Europa e nel mondo. Grazie, io ringrazio Andrea Barabotti per questa nostra conversazione, avremo modo anche di darle un seguito in futuro. Io le auguro buona giornata, onorevole Barabotti, poi vedremo cosa rimarrà di queste cose estive, agostane, cosa rimarrà in piedi sotto tutti i punti di vista. Grazie ancora e buona giornata ad Andrea Barabotti. A voi. Grazie. E adesso ascoltiamo un piccolo brano musicale dopo la chiusura della nostra rubrica. Un altro brano musicale
determinato dal calendario sostanzialmente, proprio la giornata sì, perché prima abbiamo sentito Jaroslav Klička perché nasceva oggi nel 1882, ma nasceva oggi nel 1886 anche un'altra musicista, compositrice e violinista, britannico-americana. Nasceva a Harrow in Inghilterra, Rebecca Clark, di cui ascolteremo un brano, una sonata per viola, impetuoso il tempo della sonata che ascoltiamo adesso, come ciò che facciamo noi tutte le mattine, impetuoso. Qui Parlamento.
Eccoci qua, siamo di nuovo in onda, presumo di sì, e dovremmo essere in collegamento come più o meno tutti i martedì, ma in sostanza tutti i martedì a quest'ora, minuto più, minuto meno, anzi decina di minuti più o meno, ad agosto abbiamo la rubrica parlamentare delle 9, con Max Del Papa che dovrebbe essere collegato con noi. Max, buongiorno. C'è. Eccoti qua. Intanto io Buongiorno. suggerisco a tutti coloro che ci ascoltano, se non l'hanno già fatto naturalmente, di andare sulla tua pagina, il faro di Max del Papa, altervista.org, perché tu hai scritto un articolo, un pezzo, no, a definirlo articolo secondo me è riduttivo, cioè hai scritto un ricordo di tua mamma che è venuta a mancare, che consiglio a tutti di leggere. Non spreco ulteriore tempo perché è solo da leggere questo ricordo di un figlio che tratteggia sua madre in una maniera indimenticabile. E lo dico con grande rispetto per te, per la tua mamma, e però con grande ammirazione anche per ciò che hai scritto, per come l'hai scritto, per quel che hai raccontato, per il tipo di ricordo veritiero, autentico, spietato per certi versi che tu hai fatto della tua mamma. Lo dico pubblicamente perché hai pubblicato tu questo pezzo, e credo che chiunque lo legga possa poi fare i conti con se stesso in maniera più efficace. Quindi un pezzo bellissimo, Max, per me indimenticabile. E ti ringrazio da lettore di questo, naturalmente. Però ci tocca adesso scendere molto di livello, secondo me, e occuparci di cose molto più lievi, leggere, simpatiche, tipo Tajani, la Lega, Fratelli d'Italia, Tosi, Generale Vannacci, il suo amico Ferramonti. Te lo ricordi Ferramonti, quello dell'operazione Funny Money di tanti anni fa, che era elagato in qualche Sì. maniera con gente tipo Gelli, Flavio Carboni, quella gente lì che aveva messo nei guai anche nei guai, insomma, aveva fatto passare dei brutti momenti anche alla Lega a suo tempo perché aveva che fare qualcosa, si era buttato sulla Lega in Val d'Aosta. Mi ricordo delle robe strane, un mestatore nel torbido che adesso si accompagna al generale Vannacci perché devono rubare la fiamma a Giorgia Meloni, niente po' di meno, e portarla in dote al generalissimo. Boh. Che te Sì, ne pare? è Diciamo che un'ottima. Monicelli è morto, ma la sceneggiatura sembra averla scritta lui. Quello non c'è dubbio. Questo è un colpo da maestro di Salvini che è andato a riprendere un arnese, no? Con cui fare ancora del male al suo partito. Ma che dire, io sentivo qualche giorno fa, ero a cena con amici del Veneto, del Trevigiano, ho detto qui l'hanno votato tutti, Vannacci l'hanno Addirittura. votato tutti, e a questo punto bisogna prendere i popcorn perché si apre il cinema, perché gli scenari poi sono quelli. Quindi diciamo, Max, che i cucù siamo noi che ragioniamo un po' diversamente, o magari ci sforziamo di farlo, no? E magari comunque coltiviamo Ci dei dubbi. proviamo, sì, ci proviamo. Io non riesco a capire appunto, cioè non riesco a capire, in realtà lo capisco, questa operazione di recupero di certi soggetti, certi individui come Quando ho visto ricordavi tu. stamattina di questo Ferramonti mi è venuto un sobbalzino, diciamo, perché adesso non è che bisogna esagerare, stiamo parlando comunque di personaggi all'italiana. Però, insomma, Ecco. questo è un bel personaggio. Sì, hai ragione, sono tutti gli intrighi all'italiana, ti spiega meglio questa cosa, riconducendola a questo contesto nostro, tipico alle vongole, alla Esatto. vaccinara. Se Ma fa modus guarda, paghi, come cantava l'immortale Elio. sì, però ecco, però c'è sempre poi quello sfondo un pochino inquietante, ma insomma, lo dico per me, è un parere assolutamente personale. Per me questi qua sono spie, Sì, sono personaggi che stanno nell'intrico degli informatori, dei servizi, di quelle robe lì. Per me Vannacci è un'operazione costruita ma che sale anche da certi ambienti dei servizi. E infatti va a prendere questa gente qua. questo Ferramonti che in effetti viene Sì, da quell'humus lì. è quel milieu lì, è quella roba lì, e adesso bisognerebbe capire perché vengono fuori queste tracce, queste operazioni così. In Italia a un certo punto c'è sempre qualche
manovra, qualche golpe che poi sembra ma non è, ma non riesce, però c'è qualche generale o qualche reduce, poi magari finisce in una bolla, però intanto sono elementi di disturbo, e una volta c'è De Lorenzo, e una volta c'è il Coso, e una volta c'è Gelli, e una volta adesso c'è questa roba qui. Ma anche quello lì che hanno arrestato, quello di Telegram. Ah sì, Durov. Sì, anche lì no, ma insomma questa è una spia. Ho visto che tu hai visto che subito ci sono divisi, no? I giornali per aree. Sì. Hanno fatto bene perché è un uomo di Putin, e no, hanno fatto male perché insomma il garantismo, per non dire un uomo di Putin, ci sta bene così. A me sembra che appunto stiano girandoci intorno, nel senso che non regge la faccenda che su Telegram può circolare ogni genere di crimine o di nefandezza. Sì, è vero, come è vero, è facile obiettare che è vero per tutti gli altri social. E non è che su Facebook di Zuckerberg che finanzia la Kamala le cose siano diverse. Beh, da questo punto di vista non mi sembra peregrina l'ipotesi che fa oggi Claudio Antonelli sulla Verità, che in realtà si voglia mettere le mani su determinate informazioni da servizi, appunto. Sì, ma questo qui a me, ancora una volta, è un parere mio personale e solo quello, però mi ricorda molto come Assange, che per me tutto era meno che un faro di libertà, di informazione libera, di democrazia. Era una spia, era uno, anche quello che giocava su tanti tavoli. Poi alla fine i tavoli si ribaltano tutti. Questo era uno che era protetto da Putin, Assange, inutile che ci giriamo intorno. Poi alla fine ma poi il punto è, diciamo, di tutti questi difensori della libertà di espressione, del giornalismo con la G maiuscola, della democrazia, cos'è che rimane, diciamo? A noi che beneficio ci è venuto dalla loro attività? No, assolutamente niente. Sono propagande incrociate che poi non è che vanno a rivelare chissà che non si potesse capire o sapere. Sono propagande incrociate. Basta vedere come era venuto fuori tutta quella messe di documenti coperti, questo che si era appoggiato a quel soldato che poi era un trans, questo Chelsea Manning. Sono tutte robe di servizi, sono tutte robe di spionaggio, servono per andare a parlare dall'altra parte. Questo mi pare la stessa cosa. È uno che ha giocato su più tavoli, ma guarda che anche il capo militarista delle Brigate Rosse, la seconda fase, cioè Mario Moretti, era una spia del Mossad, ed era uno che aveva giocato su tutti i tavoli. Alla fine quello è rimasto vivo perché è riuscito in qualche modo a tacere e a difendersi da questa tagliola che gli si era stretta da tutte le parti. Ma questo era uno che giocava su tutti i tavoli. Sono personaggi così. E allora io poi non capisco più se questo qui di Telegram, sì, l'ha arrestato Parigi perché oggi appunto ne parla anche la Verità. Questo è in possesso di informazioni. Allora, Max, ti interrompo brutalmente perché la regia tassativamente mi bacchetta. Dobbiamo fare una piccola pausa solo per esigenze tecniche, non per altro, ma ci risentiamo subito dopo, tra pochissimo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Rieccoci in onda. Max, giusto per concludere il discorso, ti do subito la parola perché era un discorso interessante quello che stavi facendo. Sì, cioè dico, a questo punto uno si ferma perché dico sì, è vero che sì, naturalmente ci sono di mezzo tutti questi aspetti, tutte queste informazioni coperte, militari, spionistiche, politiche, cioè. L'ha fatto arrestare Macron. A chi ha fatto un favore Macron?
L'ha fatto a sé, l'ha fatto a Putin, l'ha fatto a questo qui che magari stava cercando di emanciparsi, di scappare anche da Putin, e quindi gli conviene tutto sommato venire arrestato lì che dall'altra parte. Poi naturalmente è uscita fuori anche la donna del mistero, c'è sta figa lì che era è un'altra, sembra un influencer, no? Molto bella, molto giovane, molto avvenente, poi in realtà è una che dà spiegazioni, dà consigli sulle criptovalute, tutto quell'intreccio lì. Siccome io non sono di quelli che sono provvisti di grandi certezze che tagliano il mondo in blocchi, da una parte tutti cattivi, dall'altra quelli invece accettabili. Da una parte ci sono le democrazie occidentali che sono tutte marce, tutte guaste, tutte cattive, dall'altra ci sono delle sane dittature, no? Che invece almeno lo sappiamo, eccetera, perché non sono. Io invece la vedo in modo un po' diverso, cioè che tutte queste due parti, che anche si scanano, si fanno le guerre, ma in realtà sotto sotto cooperano quando gli conviene. Cioè io il mondo continuo a vederlo come un enorme casino di contrapposizioni, di guerre, ma anche di cose che sotto cooperano. Cioè a me non mi stupisce quando poi viene fuori che sotto sotto l'America coopera con l'Iran, che è quello che tiene su Hamas. Perché le cose funzionano così, hanno sempre funzionato così. Abbiamo Ma visto questa qui Covid. non è realpolitik, no? È qualcos'altro. Cosa? Non è, questa cosa non è semplicemente realpolitik, perché uno potrebbe dirti, insomma, la realpolitik si fa così, bisogna essere pragmatici. Questo è un po' diverso Sì. dal pragmatismo della No, questa è una realpolitik. cosa un po' diversa. Qui secondo me è sempre il discorso della finanza che decide tutto, che si è mangiata la politica dopo la produzione, dopo l'informazione, e quindi è la finanza che tesse le sue alleanze dietro i paraventi di guerre, di cose. Guarda quello che è successo col Covid. Il Covid è stato adesso lo ammetto, lo diciamo, è stato una creazione di laboratorio, un laboratorio che era gestito da cinesi, francesi e americani. C'era dentro di tutto. Questo succede anche con le altre cose. Chi può dire sull'auto elettrica chi ci guadagna davvero e chi ci perde davvero? Quindi io non lo so, questo qui da chi è stato arrestato e per fare un favore a chi. Questo non lo possiamo sapere. Quello che mi sembra certo è che tutti ci girano intorno, ma questa è una spia, nascondeva delle cose, e poi tutto il giro delle cose, dei crimini che vengono veicolati è solo un pretesto, perché non regge quella roba lì. Oltretutto sono crimini che non sono riconducibili alla responsabilità penale personale, no? Ovviamente. I social sono fatti così, quindi in a questo quel punto caso lì non è che lui ha compiuto quei crimini, perché altrimenti l'inventore della pistola e i suoi figli dovrebbero essere messi in galera in eterno. Diciamo. Sì, chi fa la barca inventa anche il naufragio, chi inventa i social inventa anche un modo per alimentare tutte le nefandezze del genere umano, e sono strutturati così. Poi a noi ce l'hanno cantata e noi ci abbiamo creduto che i social erano veicoli di democrazia, ma i social li hanno inventati ancora una volta per motivi molto diversi, per aumentare il crimine totale, che oggi si alimenta con la finanza soprattutto, e per tenere in stordimento chi li usa, insomma, e per controllarci soprattutto. Perché se in Iran non c'era Twitter, è lì che è abortita la rivoluzione verde in Iran, perché questi pensavano di potersi provare, di potersi organizzare, e il regime degli Ayatollah controllava Twitter. Ogni volta che questi si trovavano per una manifestazione di protesta, arrivavano le guardie e li portavano via. Funziona così. Ecco, da questo discorso generale planiamo su un particolare, cioè sulla politica italiana. Perdonami se ti porto qui, Max, ma io ero curioso. Ero curioso di sapere da te due cose. Tu come la vedi la situazione all'interno della cosiddetta maggioranza di governo? Primo. Secondo, che idea ti sei fatto del movimentismo di Tajani? Cioè, adesso mi rendo conto che sembra quasi un ossimoro, no? Il movimentismo di Tajani, però i giornali di questo parlano, no? Quindi vediamo di dedicarci a questo nobilissimo tema della politica italiana. Faccio queste due domande. Sì, parto dalla seconda perché mi sta molto. Io
ancora una volta io parlo per me e solo per me, non voglio coinvolgere nessuno. Io credo, ecco, Tajani l'ho sempre considerato politicamente zero, però oggi come oggi è una persona che io disprezzo sotto tutti gli aspetti. Beh, questo è un verbo un po' forte, disprezzo. Sì, io lo ribadisco però, perché non si può, cioè capisco che questo qua deve fare quello che gli dicono. Però Che gli dicono chi? I figli di Berlusconi, la casa, la Real Casa. Tu adesso vedrai se da settembre tutti cioè il famoso i articolo quinto, chi c'ha i Mediaset, soldi ha vinto. tu vedrai che adesso da settembre tutti i palinsesti Mediaset non si riempiono di gente del PD. Questo è un esecutore, non ci prova neanche. Dove gli dicono vai, lui va. Però insomma anche queste conversioni a U, queste cose, cioè vedere Forza Italia, che è il partito dei ricchi, che si allea con la Salis, francamente, adesso ha tirato fuori lo Ius Cole, che è una cosa chiaramente pretestuosa, per dare i calci agli stinchi alla Meloni. Noi siamo l'anello di congiunzione tra la Meloni e il PD, ma per favore. Poi dopo se l'è rimangiato, sono tutte punture di spillo, è tutto sempre un preparare il terreno, no? In Italia si prepara sempre il terreno per qualcosa. Io politicamente questo lo considero proprio al di là mi dispiace, ma non. Poi con questa parte, cioè, questo è anche uno che lui ribadisce la sua fedeltà assoluta, la sua sottomissione alla von der Leyen. A me basta e avanza tutto questo. Dove va a parare? Sappiamo che la Meloni gli aveva promesso, se faceva il bravo, di sostenerlo al Quirinale fra 2 o 3 anni, quello che è. E però poi contano più gli eredi. E lui veramente lega l'asino dove vuole il padrone, ma mi sembra una cosa talmente. Poi puoi dire, vabbè, lui è un esecutore, però insomma, è veramente miserabile questa politica qui di servi, tutti. Cioè, quindi se tu guardi questo governo, questa maggioranza, cosa vedi? Io vedo che va a casa. Non dura? Dura minga? Secondo me no, perché questo è un campo da gramante. Da una parte appunto c'è Tajani che fa alleanza col PD in vista di un governo tecnico, dall'altra c'è il rischio secondo prima, te di ricadere in quella roba lì, di draghizzarci un'altra volta? Io sono quasi sicuro, perché dall'altra c'è Salvini. Questo naturalmente senza poter prescindere dal Quirinale a questo punto, no? Perché una operazione di questo genere implica la regia del Colle. Sì. Vedi che lo dicevamo già l'altra volta, la Meloni per uscire anche lei dalla tagliola li riduce a chiedere a Travaglio un ruolo di traghettatore di quello che resta dei grillini, quali anche loro, scannamenti, faide, perché la sostengano in Parlamento. Con questi presupposti non duri, poi lei adesso deve trovare 30 miliardi perché ha voglia. Ecco, ma c'è anche questa narrazione qui, appunto, intanto c'è questa cosa dei 30 miliardi della finanziaria, che ogni anno siamo qui a dire le rigide regole dell'Unione Europea ci impediscono di fare questo e quell'altro. Sì. Cioè, è sempre la solita solfa, quindi mi devono spiegare per quale motivo io dovrei votare la destra, la sinistra, il centro, il Vannacci, il suo amico, per poi avere davanti sempre i soliti limiti, no? Le cose che non si possono fare. Non fa una piega, hai ragione, è proprio così. È proprio così. E poi questo è sempre un ricatto su ogni governo, è un ricatto e un alibi, perché da una parte se non trovi i soldi vai a casa, dall'altra ogni governo alla fine aumenta le tasse e dice che posso fare io? Non posso fare niente, siamo vincolati. Sì, allora appunto, come il discorso pensioni, no? La Fornero è orrenda, è schifosa, eccetera. La riforma, sto parlando non della Fornero, la ministra, la persona. La riforma Fornero fa schifo, però la dobbiamo applicare. La dobbiamo, sì, certo. E quindi, sì, no, questo è uno degli aspetti della totale scomparsa della politica. A forza di dire, sono 30 anni che diciamo, deve pensarci l'Europa, ce lo comanda l'Europa, ce lo chiede l'Europa fa, noi non abbiamo più nessun tipo, non dico di sovranità, dico sovranismo, dico sovranità, ma non abbiamo neanche la voglia.
Se c'è una cosa sulla quale la Meloni, che si è rimangiata tutto, la Meloni è del trasformismo mussoliniano, se c'è la cosa su cui la Meloni si è rinnegata più che su tutte, è sulla voglia di incidere, sulla voglia di comunque proporre, imporre una politica in una certa misura nazionale. Questa che nazione è? Che nazionalismo è quello della Meloni? Lei si è rimangiata tutto, soprattutto su questo, anzitutto su questo. Quindi, e lei non dura. Perché Beh, insomma, è una lettura, diciamo così, che mi sembra molto pratica, molto empirica, quella che cinica stai, anche, che se stai vuoi facendo. cinica, ma e quando poi Mm. Mattarella fa un governo tecnico sostenuto da PD, la Salis, Tajani, questi qua, e questi richiudono subito, Quello Ecco, non c'è dubbio. in tutto questo, e ti rubo ancora qualche minuto, Max, in tutto questo, tocco questo argomento, che idea ti sei fatto di tutto quest'altro dibattito estivo, non estivo, durerà ancora, sulla questione dell'autonomia regionale, il referendum e via dicendo? Perché io ho la sensazione, ti dico la mia, che da qui non si caverà un ragno, da questo buco, perché già è stato concepito molto farraginosamente tutto il discorso delle autonomie regionali. Se poi si arriva al referendum, credo che sia la morte definitiva di tutti i discorsi parafederalistici e via dicendo. Se il referendum si dovesse evitare e se si dovesse mettere in pratica questa riforma, ci metteremo tantissimo tempo, ci sarebbero 1000 intoppi, perché sembra un percorso fatto apposta per non funzionare, diciamo così, per Ecco, moltissimi versi, secondo me. Però forse mi sbaglio. Il ministro Calderoli certamente non la pensa così, ma dal mio punto di vista di cittadino comune è così. Tu sei d'accordo con me o con Calderoli? no, sono d'accordo con te, cioè se ti sbagli tu ci sbagliamo in due, perché per il semplice motivo che quando una riforma viene impostata in modo così arruffato, farraginoso, è segno che non la vogliono fare. Punto. Quello lì è. Se vuoi fare le cose le fai. Mi rendo conto che così sono un po' tranchant, un po' alla Dino Zoff, Mm. no? Ma no, se non l'ho parato è perché non lo potevo parare. Vabbè. Però una cosa, se la vuoi, non sia così Dino, se non vuoi farla non la fai farraginosa. Se vuoi farla ce la porti a farla. Quindi no, è un altro fumo, così poi la gente pensa, ma la gente è quella dello speriamo bene, vediamo una riforma sul federalismo che sono, quanti anni sono che se ne discute e nessuno la vuole mai fare davvero, o comunque la boicottano. Speriamo bene, la commissione sul Covid con a capo la Ronzulli che ha già deciso per la soluzione completa, speriamo bene, infatti vedi, anche lì bisogna unire i puntini un po', come diceva Pasolini, fanno la commissione sul Covid, e tutti dicono, beh, adesso speriamo bene che faccia giustizia. Poi oggi leggo sempre sulla Verità che Speranza si è rimesso a insultare i parenti delle vittime. Questo vuol dire che hanno l'arroganza sono sicuri. Questo vuol dire che sanno già come va a finire. Lo sanno loro, perché se no non sono Sì. così arroganti. Cioè questi si sono fatti la commissione per assolversi subito. È la stessa cosa. Lo vedi dall'inizio, lo vedi dai presupposti. E questa cosa poi c'è una tale afflato di forca, no? Sulle autonomie, sul federalismo, sempre il solito discorso di 30 anni fa, perché il povero Sud lo affondano e allora l'Italia è una, ci si mette Mattarella. Naturalmente non è vero che con queste riforme qua, possibilmente fatte meglio, l'Italia si balcanizza, l'Italia è già balcanizzata, tutto il contrario, però non bisogna farlo. Non bisogna farlo perché ovviamente gli stati non esistono più, le nazioni come tali non esistono più, però sai, quello della finanza pubblica è sempre un bell'osso da spolpare. Certo. E quindi lì, cioè, questi qua vanno a rubare a mansalva, questa è la verità, e quindi nessuno vuole rinunciare a tutta quella dispersione di soldi, quelle spese produttive. 4 regioni sono in mano alla criminalità organizzata che su queste cose campa, così come campava sul bonus, no? Il bonus grillino, il bonus di solidarietà, quello che dava tutte le mafie.
Sono Sì, tutte sì. forme di sovvenzionamento del crimine, quelle lì. Queste Tra cose l'altro, non diciamo, devono non è più un cambiare. problema il fatto che ci siano le mafie in Italia, ne parla quasi più nessuno. No, Ci si perché convive. sono... Alla fine il buon Lunardi l'aveva detta giusta, bisogna conviverci. Sì, ma forse io credo che sono i non mafiosi, sono gli onesti che si sforzano di convivere con la mafia. E poi qua si scomoda sempre, sai, la profezia di Sciascia, la linea delle palme, Sì, del sì. caffè, no? Ma siamo molto oltre, perché ancora una volta la finanza, quella totale, globale, che ha preso il posto di tutto il resto, ha inglobato tutto il resto, ha inglobato anche la mafia. Cioè, come fai a distinguere una cosa pulita da una che non lo è più? Poi è la politica stessa che gli fa arrivare i soldi teoricamente puliti, no? Cioè, quando lo Stato eroga dei soldi di Stato, che quindi sono puliti, li dà alle mafie, la mafia ringrazia, ma teoricamente non fa nessun crimine, non fa nessun furto. Lo Stato te li dà. Questa roba non deve cambiare e non cambierà, perché questa è una democrazia nostra che si regge sempre sul male, si regge sempre. Ecco, quando un governo, insomma, c'è da sostituire, si tira fuori certi personaggi, trafficoni legati ai servizi e succede Mm. qualcosa. Quando c'è un Insomma, cambiamento in corso, il copione non è nuovo, mettiamola così. noi ci siamo nati, noi siamo nati e non mi pare, sì, ma tu non mi alza due, la P2 poi dagli altri poi, Aspetta che ti sto perdendo, non so se dalla regia mi confermano, ma ho qualche difficoltà ad ascoltare ciò che stai dicendo, Max. Ci mi senti? riproviamo. Adesso C'era mi qualche senti? difficoltà sull'audio. Sì, adesso ti sento bene. Dicevo che la nostra democrazia dal dopoguerra è tutta una concatenazione di golpe, tentati, millantati, abortiti, no? Ma insomma è quello della RAI, è quello di Borghese, è e poi la P2, che cos'era la P2? E adesso c'è tutta una situazione più polverizzata perché lo scenario è cambiato, l'Italia conta ancora meno, però siamo sempre lì. È una democrazia che si corregge sempre con questi golpettini, con questi personaggi e poi sabotando quello che si può fare davvero. In questo senso l'Unione Europea è un alibi formidabile. L'autonomia così non la vuole nessuno, tranne forse la Lega. Allora che cosa dicono questi qua? Ma non si può, perché l'Europa non vuole. Chi è l'Europa? La Sì. von der Leyen. Chi è l'Europa? Schwab? Chi è l'Europa? La Salis? Non c'è l'Europa, però non vuole, c'è questa entità, questo Moloch, non vuole, quindi non si fa. E non si fa. Bene, Rimane allora tutto Max, così. io ti ringrazio come sempre per la nostra conversazione del martedì. Grazie mille a Max del Papa, buona mattina Max, buon martedì e un grande abbraccio a te. Grazie, ricambio, e voglio ringraziarti anche per le parole belle che hai speso sul ricordo di mia madre, che effettivamente era una persona difficile, lo dico in maniera serena, era difficile da dimenticare, anche da bypassare, perché io vengo da una famiglia abbastanza estrema, non solo disfunzionale, e quindi questi sono i miei ricordi. Comunque ti ringrazio tanto per queste parole. Guarda, hai scritto qualcosa di straordinariamente vero, di straordinariamente intenso e lascio il gusto di leggerlo a chi ci sta ascoltando che non l'abbia ancora, se non l'ha ancora fatto, su Il Faro di Max del Papa.altervista.org. Grazie Max. A tutti voi un saluto. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Rieccoci in onda. Abbiamo il tempo adesso, una decina di minuti entro le 10, di dare un'occhiata ad alcuni degli articoli selezionati da rassegna stampa di oggi. Alle 10 vi propongo i 3 pezzi che poi entreranno a giro sulla home page del sito di radiolibertà.net, e poi abbiamo modo ancora successivamente di segnalare qualche altro spunto di lettura della mattina. Tra i vari articoli ce n'è uno oggi sul Corriere della Sera, pagina 5, dalla Germania, da Berlino. Dal "ce la facciamo" di Angela Merkel, ce la facciamo ad accogliere i rifugiati, 2015-2016, ne sono entrati più di 1 milione. Tra i 972.000 siriani che sono stati accolti da Merkel a partire dal 2015, la Germania ha dovuto fare i conti col fatto che l'ISIS cerca nuove reclute fra costoro. Dal "ce la facciamo" alla paura. La Germania, nuovo crocevia del jihad, della guerra coranica, scrive il Corriere della Sera, pagina 5. Per quanto concerne invece la politica interna in relazione all'Europa, di cui parlavamo poco fa, Giorgia Meloni alla partita del commissario europeo, scrive ancora il Corriere della Sera. La gara dell'Italia con Spagna e Francia, si va verso il nome di Fitto in Consiglio dei Ministri, l'obiettivo è non ottenere meno degli altri paesi per quanto concerne i commissari della Commissione von der Leyen. Ci sono poche donne, qualcuno dice allora arriva la Moratti invece che Fitto. Sul Corriere della Sera, già che ci siamo, vi segnalo una bella conversazione che poco ha a che fare con la politica politicante e tutto il resto, con Giorgio Conte, che è il fratello del più celebre Paolo Conte, ma è cantautore e strumentista. Anche lui, piemontese: mi diedero 6 mesi di vita e decisi di fare soltanto l'artista. Mio fratello Paolo lo sento raramente. Amo la Barbera. Infatti non si dice del vino piemontese il Barbera, si dice la Barbera, che è donna e seduttrice e che è anche un vitigno che produce un vino straordinario. Sono uno di campagna che coltiva le pesche e parlo di cibo anche nei brani. Con Paolo i contatti sono molto sporadici, ci siamo allontanati negli anni. Quando mi diagnosticarono un cancro, smisi la toga di avvocato e scelsi la musica, dice Giorgio Conte in questa bella intervista a pagina 21 del Corriere della Sera, fatta da Asti, da Roberta Scorranese. Mentre sul Corriere della Sera vi segnalo anche la pagina di cultura curata da Ermanno Paccagnini, che si occupa di recensire un libro, Promessi sposi, l'edizione genetica della quarantana, a cura di Barbara Colli, pubblicato da Casa Manzoni, 1004 pagine, 140 euro. Il libro indaga il passaggio dalla prima pubblicazione del romanzo nel 1827 alla seconda e definitiva pubblicazione del 1840, la cosiddetta quarantana. Dopo aver messo in vendita la prima edizione, Manzoni riprese l'opera soltanto nel 1838-39 in vista di una nuova edizione, preoccupandosi anche del corredo iconografico del suo romanzo. La curatrice dell'edizione, Barbara Colli, lavora nella biblioteca dell'area linguistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Siccome il Manzoni l'abbiamo goduto per tutta l'estate scorsa, vi segnalo questo bell'articolo, qui alla radio naturalmente, nel DNA dei Promessi Sposi, l'edizione genetica della versione del 1840 che esplora l'officina manzoniana del testo. Barbara Colli cura il capolavoro svelandone in modo completo revisioni e ripensamenti. Per quanto riguarda poi la storia che dicevamo prima del generale Vannacci, la fiamma tricolore e il personaggio Gianmario Ferramonti, che fu protagonista di alcune vicende negli anni 90 che coinvolsero anche la Lega, la fiamma tricolore è giusto che se ne fregi il generale Vannacci, che è l'unico a esserne degno. Aspettate e vedrete, dice questo signore. Quest'estate, già scoppiettante, potrebbe finire col botto per Fratelli d'Italia. Il titolare dei diritti di copyright sulla fiamma tricolore si è rivolto alla Cassazione affinché ne venga negato l'uso al partito di Giorgia Meloni, ponendo fine a una lunga contesa legale. Una questione che scotta, scrive Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano. La fiamma è il dono più prezioso che la neonata Confederazione delle Destre vuole portare in dono a Vannacci, l'unico che non si offende a essere chiamato fascista. Ma andiamo con ordine, perché la storia merita di essere raccontata oltre il ping pong di denunce, ricorsi e controricorsi sul simbolo caro a Giorgia Meloni, che potrebbe
spapparsi Vannacci. Attorno al generalissimo, appena eletto con la Lega al Parlamento europeo, che a settembre terrà a battesimo, Vannacci, la nuova creatura politica, si muove un mondo che sarebbe tutto sommato ingiusto definire destra rupestre. Per Vannacci è tornato in pista niente meno che l'amico di Licio Gelli e Flavio Carboni, Gianmario Ferramonti. Un pezzo di storia italiana. Già tesoriere di una Lega delle origini, fu tra i registi del primo governo Berlusconi nel 94, il suo nome ha fatto capolino in altri snodi della Seconda Repubblica. Ha rivendicato di aver suggerito a Silvietto l'idea di fondare Forza Italia e di aver avuto un ruolo nella nascita di Alleanza Nazionale. Per la verità, ha anche conosciuto il carcere nel 96 per una truffa finanziaria da 20.000 miliardi in lire scoppiata come una bolla di sapone. È stato indagato anche come promotore di una rete di spionaggio. Mito o mitomane? Gli incontri, le cene, le sue foto a colloquio con Vannacci hanno inebriato le speranze delle truppe dei Camerati Fratelli, un mondo che a lungo ha cercato, senza trovarlo, il campione della destra. In attesa della battaglia con Vannacci, il 20 agosto Ferramonti è stato investito della carica di presidente della Confederazione delle Destre, patrioti, sovranisti, nazionalisti, una serie di sigle. Nel mucchio anche il simbolo del Movimento Sociale Italiano, fondato da Almirante, sciolto da Gianfranco Fini. Come dice Gaetano Saia, rifondatore del Movimento Sociale, che vanta il diritto d'autore sulla fiamma. Come per Ferramonti, la domanda è: chi è costui? Anche per Saia non è facile trovare definizione, scrive il Fatto Quotidiano, visto che per anni, in assenza di una biografia, si è scritto di tutto: un nostalgico, un neofascista, un esperto di barbe finte, un massone, millantatore, imbroglione, per dirla con Giorgio Bocca. Nel 2005 Saia era stato arrestato per aver cercato di creare una polizia parallela, venne prosciolto. Più di recente è stato denunciato dopo che in casa sua erano stati ritrovati divise e tesserini di polizie misteriose. Ma poi c'è anche la politica, ronde nere, servizi segreti paralleli, veri o presunti. A un certo punto Saia ha proposto a Domenico Scilipoti, l'agopunturista che nel 2011 aveva salvato il governo Berlusconi, di diventare il nuovo duce dell'MSI. Prima ancora c'era stata una trattativa con Berlusconi in persona. Mi ha spiegato che la presenza della fiamma è fondamentale nelle sue liste e gli porteremo i voti dei nostalgici, disse la moglie di Saia, Anna Maria Cannizzaro, a proposito dell'incontro con Berlusconi. Era il 2006, sembra ieri, oggi il prescelto degno della fiamma a quanto pare si chiama Roberto Vannacci. Va detto che questo pezzo del Fatto Quotidiano sembra tutta fuffa e poca sostanza, però insomma è ricicciato questo personaggio, Gianmario Ferramonti, vedremo in che modo. Boh. Lo diciamo per completezza di rassegna stampa. Intanto, a proposito di rassegna stampa, vi segnalo sul Foglio di oggi, chiedo scusa, sul Fatto di oggi, il pezzo della dottoressa Maria Rita Gismondo, che è tuttora direttore di microbiologia clinica e virologia all'ospedale Sacco di Milano, sul fatto che è fallito il golpe dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il trattato pandemico internazionale sponsorizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è fallito. Una buona notizia. Meno male, gioisce la dottoressa Gismondo. Ci fermiamo un attimo adesso e diamo andiamo anzi a un'altra pausa musicale che ci porta sempre con il calendario di oggi sotto mano, ci porta dalle parti di un nome che certamente conoscerete, quello di Cesaria Evora, cantante vincitrice del Grammy Award di Capoverde, conosciuta come la Diva Scalza. Nacque a Capoverde appunto oggi, il 27 agosto del 1941, morì nel 2011. Qui ascoltiamo un pezzo, Sodage. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. E lasciamo Cesaria Evora, torniamo alla rassegna stampa di oggi, segnatamente ai 3 articoli che troverete appunto in home page e poi sul sito di radiolibertà.net. Primo articolo, Anna Bono scrive sulla nuova bussola quotidiana a proposito di immigrazione e ius scholae inutile se nelle famiglie musulmane resta il patriarcato. Il caso di Saman Abbas. Il 22 agosto è arrivata in Italia, estradata dal Pakistan, Nazia Shahen, la mamma di Saman Abbas, la giovane pakistana che viveva con la famiglia in Italia, uccisa nel 21 dai parenti perché aveva rifiutato di sposare l'uomo che avevano scelto per lei, un cugino residente in Pakistan. Dell'omicidio furono accusati la signora Nazia, la madre, suo marito Shabar Abbas e uno zio e 2 cugini di Saman. Questi ultimi erano stati arrestati, ma Nazia e Shabar, i genitori, subito dopo l'omicidio erano tornati in Pakistan. Shabar è stato arrestato solo nel novembre del 22, estradato un anno fa. L'arresto della madre di Saman Abbas, Nazia, risale allo scorso maggio. Come il marito, a dicembre è stata condannata all'ergastolo, mentre lo zio di Saman è stato condannato a 14 anni di carcere, i cugini assolti. Quello di Saman, osserva la professoressa Anna Bono sulla nuova bq.it, è stato un omicidio che noi chiamiamo delitto d'onore. Il Pakistan è un paese islamico e dove l'Islam definisce le regole di buon comportamento, le donne, siano mogli, figlie e sorelle, non devono suscitare dubbi sulla loro modestia e sulla loro integrità morale, intrattenendo rapporti inappropriati con uomini estranei alla famiglia. A seconda dei contesti si ritiene disonorevole, inaccettabile un semplice contatto fisico o un incontro, uno scambio di parole senza la presenza di terze persone. L'onore di una famiglia si ritiene compromesso quando i suoi componenti non obbediscono al capo famiglia, dimostrando al mondo che manca dell'autorità necessaria a farsi rispettare. Per il decoro e la stima familiare si ritiene che i capifamiglia abbiano il dovere di vegliare sul comportamento dei congiunti, in particolare donne e bambini, e unirli se lo ritengono giusto. Prima di rifiutare il matrimonio con l'uomo al quale i genitori l'avevano destinata, Saman, col suo comportamento, frequentare un ragazzo, andarsene di casa, aveva già compromesso gravemente l'onore della sua famiglia. Ai nostri occhi lei è la vittima, chi l'ha uccisa è il colpevole, ma agli occhi dei parenti di Saman e di chi ne condivide le convinzioni, lei ha commesso un delitto, si è macchiata di una colpa imperdonabile e le vittime sono loro, per questo è stata punita. I familiari di Saman in Italia possono respingere le accuse solo affermando di essere innocenti. Invece ci sono paesi in cui chi commette un omicidio d'onore può perfino ammettere la propria colpevolezza, perché l'opinione pubblica è dalla sua parte e la legge, seppur condanna l'omicidio, contempla attenuanti. Le autorità sono restie a intervenire. Per esempio, scrive Anna Bono, in Giordania, articoli 98 e 340 della Costituzione,
Un uomo può ammettere di avere ucciso una congiunta in un impeto di rabbia in risposta a un atto grave e ingiusto e ottenere gli arresti domiciliari o essere condannato a pene lievi. Il matrimonio imposto a Saman, continua la professoressa Bono, è un'istituzione cardine delle società patriarcali. È molto più vincolante per le femmine che per i maschi. Tanto più se associato a due altre istituzioni di società patriarcali, il matrimonio precoce, prima del raggiungimento della maggiore età, e il prezzo della sposa, un compenso corrisposto dal marito alla famiglia che acconsente a cedere una figlia. Entrambe trasformano il matrimonio combinato in forzato, senza scampo. Da anni in Italia si scoprono casi di matrimoni combinati, di recente anche in aumento. L'istituzione patriarcale, presente in Italia, che invece più spesso penalizza irreparabilmente i figli maschi, è la facoltà del padre di decidere quando devono cominciare a lavorare per contribuire all'economia familiare. Comporta che anche il più promettente degli studenti possa essere costretto a interrompere gli studi senza diploma. Esistono dati, prosegue Anna Bono, che documentano la presenza di queste e altre istituzioni nel nostro paese. Tra le altre, le mutilazioni genitali femminili, un'ulteriore istituzione patriarcale subita ogni anno da milioni di bambine, tanto diffusa nel nostro paese da aver reso necessaria una legge per prevenirla e sanzionarla nel 2006. Però si tratta di dati sottostimati a causa della difficoltà di individuare i casi che sono legati alla sfera domestica e familiare. Concorrono a celarne l'esistenza un consistente consenso tra le comunità straniere e una certa reticenza ad affrontare il problema, secondo una consolidata convinzione che le istituzioni altrui non dovrebbero essere criticate per quanto discutibili e farlo dimostra un colpevole e ingiustificato senso di superiorità. Il timore, peraltro infondato, che i minori stranieri vedano i loro diritti meno tutelati per il fatto di non godere della cittadinanza italiana sta infiammando in questi giorni il dibattito sulla necessità o meno di abbandonare lo ius sanguinis e sostituirlo con lo ius soli o con il cosiddetto ius scholae, per anticipare dai 18 attuali a 16 anni il momento in cui i genitori stranieri di un minore ne possono chiedere la naturalizzazione. Quale che ne sia l'esito, conclude la professoressa Anna Bono sulla nuova bq.it, chi ha davvero a cuore la tutela dei diritti di tutti i minori che vivono in Italia fin da ora dovrebbe chiedere tutta l'attenzione e l'impegno per proteggere i minori stranieri dalle violenze che possono subire dalle loro famiglie, che sicuramente in buona fede, pensando di far bene, decidono di continuare a praticare le istituzioni che sono stati educati a rispettare, fino alle estreme conseguenze. Insomma, in sintesi, lo ius scholae serve a poco se nelle famiglie musulmane resta il patriarcato, scrive la professoressa Bono. Il secondo articolo, a proposito di immigrazione, è interessante, lo scrive Pierpaolo Tassi sul quotidiano Italia Oggi, a pagina 7, riguarda i minori immigrati, giusto appunto, e una denuncia fatta da un sindaco di centrosinistra a Modena, città storicamente di sinistra. Il sindaco si chiama Massimo Mezzetti del PD e attacca la legge di un esponente del suo partito, la senatrice Zampa, quella appunto che riguardava i minori immigrati. Basta lassismo. L'ultima rissa, l'ennesima, nella centralissima via del Taglio, in quel di Modena, ha coinvolto minori stranieri di origine tunisina ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così il neosindaco Massimo Mezzetti, in una città come Modena, governata ininterrottamente da 78 anni dal Partito Comunista e poi dal centrosinistra, il sindaco ha fatto quello che ogni buon amministratore pubblico dovrebbe fare, scrive Italia Oggi: guardare in faccia al problema e superare gli steccati ideologici. Durante la recente conferenza stampa di presentazione del neo assessore alla sicurezza, l'ex prefetto Camporota, il sindaco ha promesso di collaborare con le opposizioni per proporre al governo nazionale modifiche alla normativa in senso restrittivo. Sul banco degli imputati c'è la cosiddetta legge Zampa, che porta il nome della senatrice del PD, amica di Romano Prodi, Sandra Zampa, considerata ormai la madre, questa legge, di tutti i problemi. È una legislazione che il sindaco di Modena, Mezzetti, definisce molto permissiva e molto garantista per i minori, una legge che lega molto le mani alle forze dell'ordine.
Voltare pagina rispetto al lassismo degli anni recenti, a Modena è diventata una questione prioritaria, tanto da far ammettere a un sindaco di centrosinistra, per giunta con un passato da esponente di spicco della sinistra nelle file di Sinistra Ecologia e Libertà, e oggi espressione del campo larghissimo, che include anche Italia Viva, PD 5 Stelle, quello che a sinistra è sempre più difficile ammettere, cioè che l'accoglienza dei minori stranieri, così come è concepita oggi, non è sostenibile, e non solo per ragioni di ordine pubblico, cioè le risse, appunto come quella dell'altro giorno, tra tunisini minorenni. Con la delibera dello scorso 6 agosto, il Comune di Modena ha approvato un incremento delle tariffe del 7% sulla già onerosa retta giornaliera per ogni minore straniero accolto, che passerà da 75 a 81,3 euro. Spesa complessiva a bilancio per il comune 1.600.000 euro. Un incremento a cui, dicono le opposizioni, in particolare Forza Italia, non è ancorato alcun potenziamento delle attività di controllo sui progetti di accoglienza. Se da un lato è vero che i soldi a bilancio verranno rimborsati al comune dallo Stato, dice Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, dall'altro la legge regionale affida al comune l'onere di vigilare sulla corretta esecuzione del servizio da parte degli enti gestori. E, parole apprezzabili di Mezzetti a parte, adesso aspettiamo i fatti, dicono le opposizioni. A Modena serve monitorare affinché attività integrative, corsi di italiano, inserimenti lavorativi vengano effettivamente erogati, per evitare che i minori finiscano, come spesso accade, a bere e ad accoltellarsi nei bar a mezzanotte. La sinistra non può limitarsi a dire di aiutare i minori e abbandonarli al loro destino, dice l'esponente di Forza Italia, Platis, a Modena. C'è infine, scrive ancora su Italia Oggi Pierpaolo Tassi, c'è un ulteriore elemento che contribuisce a rendere la situazione minori a Modena molto delicata. Negli ultimi 3 anni i minori in accoglienza sono passati da 100 a circa 230, anche a causa di una anomala ondata di arrivi in città di sedicenti minori tunisini, denunciata a ottobre del 2023 anche dal sindacato di polizia, il SIULP, come se a indirizzare gli arrivi in città ci fosse una regia comune a monte, una regia pronta a sfruttare al massimo le pieghe della legislazione ipergarantista nei confronti di chi si dichiara minore, a volte pur non essendo minorenne, per introdurre sul suolo italiano cittadini stranieri destinati a diventare poi manovalanza per la criminalità organizzata. È l'ennesimo paradosso di un sistema da rifondare al più presto. Così sui minori immigrati anche il neosindaco di Modena, Mezzetti, che proviene dalla sinistra, dice basta lassismo contro la cosiddetta legge Zampa, dall'esponente del PD, la senatrice Zampa, amica di Prodi. Il terzo articolo, sempre su Italia Oggi, ma tratto da formiche.net, il terzo articolo che troverete poi in home page sul sito di radiolibertà.net è invece il pezzo di Andrea Cangini, che ci porta a un tema molto semplice: il rapporto tra politica e soldi. Vale per tutti, in questo caso anche per i 5 Stelle. Non a caso i 5 Stelle sono finiti nelle mani di un avvocato d'affari, cioè Giuseppe Conte. Gira che ti rigira, sempre di soldi si tratta, scrive Cangini. Disse chi lo conosceva bene che furono i soldi a spingere Beppe Grillo a fondare nel 2009 il Movimento 5 Stelle con Casaleggio. Di sicuro furono i soldi a rappresentare la presunta diversità degli eletti grillini, che per un po' si ridussero ostentatamente lo stipendio e rifiutarono il finanziamento pubblico. Furono i soldi la principale ragione che giustificò la fuga in massa dei parlamentari dei gruppi di Camera e Senato, tanto da fare del Movimento 5 Stelle il partito col maggior numero di Volta Gabbana della prima e seconda Repubblica messe assieme. Furono i soldi pubblici la principale ragione del successo elettorale dei 5 Stelle dopo l'exploit iniziale. Denaro distribuito a pioggia, reddito di cittadinanza, super bonus edilizio 110%, con relativo squilibrio della finanza pubblica, la più colossale operazione clientelare della storia repubblicana. Furono i soldi, prosegue Andrea Cangini, l'argomento principale con cui Giuseppe Conte sedusse le masse, passando dall'epoca del vaffanculo all'epoca del gratuitamente. Furono i soldi, per un terzo europei, per 2 terzi a debito, cioè a carico delle nostre future generazioni,
l'argomento con cui l'allora Presidente del Consiglio caratterizzò la propria presenza in Europa ai tempi del Next Generation EU, i fondi PNRR, quando perfino il Fatto Quotidiano, vi ricorderete, fece la copertina con i soldi che piovevano giù dal cielo, 209 miliardi. Furono i soldi, 300.000 euro all'anno per progetti comunicativi mai realizzati, lo strumento con cui Conte provò a ridurre al silenzio Beppe Grillo, il quale ha un contratto appunto per 300.000 euro all'anno con il Movimento 5 Stelle. Sono soldi che non bastano mai, nota Cangini. Infatti, fra i tanti tradimenti degli ideali primigeni grillini, spicca l'aver deciso infine di accedere al riparto del 2 per 1000 dell'IRPEF, un paio di milioni di euro nel solo 2023. Perciò, conclude Andrea Cangini, formiche.net e pagina 4 di Italia Oggi di stamani, stupisce lo stupore, non si capisce cioè per quale ragione in molti siano trasecolati nel leggere il seguente passaggio dell'intervista rilasciata ieri da Giuseppe Conte a Stefano Cappellini su Repubblica. Grillo, ha detto Conte, ha assunto precisi impegni contrattuali che lo obbligano a non sollevare mai questioni sull'utilizzo del simbolo da parte del movimento, peraltro già modificato più volte e registrato a nome dell'Associazione del Movimento 5 Stelle e non di singole persone. Insomma, impegni contrattuali. Dov'è la notizia in un partito che gira che ti rigira sempre di soldi ha trattato e che non a caso è finito nelle mani di un avvocato d'affari, cioè Giuseppe Conte, scrive Andrea Cangini. Con questo abbiamo i 3 articoli del giorno, c'è spazio ancora per dire la verità, adesso abbiamo ancora un po' di minuti, non moltissimi, c'è spazio anche per segnalare alcuni altri articoli di giornata. Torniamo agli articoli appunto dei quotidiani di oggi con un pezzo del giornale a pagina 8 in politica interna sui dubbi di Forza Italia sull'autonomia delle regioni, mentre la campagna di De Luca fa ricorso e si appella alla Corte Costituzionale. Tajani, diciamo così, si è preoccupato adesso di dire che deve garantire tutti i cittadini la riforma. Sul tema, il giornale intervista con Fabrizio De Feo Massimiliano Romeo, che è il capogruppo della Lega al Senato. Sulla riforma procederemo con cautela, assicura Romeo, va rassicurato il Sud, la carta sarà rispettata, abbiamo la carta costituzionale ovviamente, non la carta bianca di cui parlava Totò in un celebre film, abbiamo la consapevolezza che bisogna concentrarsi sulle priorità, in primis la manovra. Contenuti, vogliamo una legge che unisca il paese, porti ovunque a una crescita dei servizi. Il Sud, il nostro obiettivo è quello di uno sviluppo che riesca a valorizzare le peculiarità dei territori. La sinistra è curioso, dice Romeo, che voglia abrogare una norma che attua una riforma costituzionale voluta da loro. Intanto sulle pensioni anche il giornale corrobora questa poco simpatica ipotesi. Slitta a 7 mesi il primo assegno pensionistico, liquidazione più lontana per chi lascia in anticipo pur avendo i requisiti contributivi. L'ipotesi non è bellissima. A rincuorarci poi andiamo a pagina 3 del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, dove l'ex ministro dell'Interno ed esponente di lungo corso dalla Calabria a Roma del PC, PDS e di SPD, ovvero l'ex ministro Marco Minniti, che ora guida la fondazione Med-Or, di quella che fu Finmeccanica, se non erro. Ebbene, l'ex ministro Minniti dice che siamo a rischio di guerra mondiale, stiamo danzando sul ciglio del burrone, dice il ministro con una originalissima metafora. Nessuno vuole un conflitto globale, ma è possibile che un errore scateni l'effetto scintilla, come nel 1914, la prima guerra mondiale, l'inutile carneficina. Zelensky parla con Cina e India, attacca il Kursk, è una svolta per il futuro negoziato. La vede brutta il signor Minniti. Per quanto concerne invece le regionali, in Liguria avanza la candidatura di Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati in quota Toti, mentre Meloni vuole il Veneto. Vedremo come se ne uscirà. Sul Secolo XIX di stamattina c'è un'intervista ad Alessio Piana della Lega, assessore allo sviluppo della Regione Liguria. Una figura civica esterna ai partiti può essere il nostro valore
aggiunto, è la proposta dell'assessore regionale leghista per il candidato presidente. Si può vincere e Vannacci verrà in Liguria a darci una mano per la campagna elettorale. Il Vannacci lo vogliono usare in tutti i modi, però mi sa che a occhio e croce non è peregrina l'ipotesi del Foglio che ok, io ti do una mano, ma te mi dai il 30% dei candidati a mio nome. Mentre a proposito di Genova, c'è da segnalare un pezzo di Bruno Viani a pagina 14 del secolo XIX di stamani, dopo l'esplosione di violenza a 2 passi dal porto antico. Anche qui, come in certe zone di Torino, siamo messi malissimo. Risse tra spacciatori, arresti, con molti precedenti. È l'eterno malato il centro storico, scrive Bruno Viani. Dai tempi della regina dei vicoli in Mare Chiaro a oggi la città vecchia ha una lunga storia di contese e di malavita. A Genova l'emergenza nei vicoli non si placa. Ieri altri 4 arresti per droga. La tensione sale ancora. La memoria torna al 93, epoca del maxi scontro tra residenti e spacciatori. In quel di Cremona, invece, ad Annicco è stata ferita, lo racconta la provincia di Cremona, una 64enne derubata e poi molestata sessualmente lungo la ciclabile. Un giovane in monopattino si è avventato sulla donna sul suo marsupio, l'ha strattonata, ha tentato di baciarla, l'ha gettata a terra. Indagini lampo, i carabinieri avrebbero già identificato l'aggressore, uno straniero, in paese, indignazione e commenti inferociti, scrive la provincia di Cremona. Dalla provincia torniamo a Repubblica, laddove c'è da segnalare una intervista al vicepresidente della Camera dei Deputati Rampelli, Fabio Rampelli di Forza Italia, chiedo scusa, di Fratelli d'Italia, ovviamente, era un esponente storico dell'MSI, Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia. Io e Giorgia Meloni, dai Gabbiani, che era il loro raggruppamento al governo, non credo al complotto dei pubblici ministeri contro Arianna. Ho lavorato in modo incessante per avere Giorgia a Palazzo Chigi, era un sogno inconfessabile. Davanti al cadavere di Paolo Di Nella ho capito che avremmo vinto. Nei 70 ho preso tante botte. C'è un antifascismo che ha riportato la pace e la democrazia in Italia e in quello mi riconosco. Non credo al complotto contro Arianna. Sul super bonus, invece, su Repubblica a Bari c'è un'inchiesta, come sempre molto ben raccontata dall'eccellente Chiara Spagnolo, su una truffa da 10 milioni di euro sul super bonus edilizio 110%. Verranno qui a indagare, non dare i documenti. A Putignano, Bari, il cuore di un'operazione con 4 indagati. Le verifiche partite da un'intercettazione su traffici di droga nel sud-est barese. Sono una delle forme di truffa legate al superbonus, particolarmente ingegnose dal punto di vista criminale e legate anche al traffico di droga. Mentre, altra questione, nella cronaca torinese di Repubblica, il grido delle imprese sul traforo del Frejus Export frenato, siamo bloccati. Inaugurazione del traforo nel 1980 e dopodiché c'è il problema del fatto che il traforo del Frejus è completamente bloccato. Il grido delle imprese, più che una rete di infrastrutture, è un labirinto. Il Piemonte rischia di trovarsi all'interno di un imbuto. La frontiera che si trova ad affrontare più problemi, quella con la Francia, pressata da criticità inesorabili, dalle programmate chiusure del traforo del Monte Bianco fino ai ritardi nel raddoppio del tunnel del Frejus. Dopo gli annunci del ministro francese con Salvini scorso aprile sull'apertura entro il 24, Repubblica ha dato conto di un nuovo ritardo, l'avvio nel primo trimestre del 25, in un'area dove la frana, bloccando il collegamento ferroviario, sposta tutte le merci sulla gomma, il grido di imprese sul Frejus. Della stretta sulle pensioni, fino a 7 mesi in più per l'uscita dal lavoro anticipata si occupa anche La Stampa. L'assegno di anzianità scatterebbe dopo 43 anni e 5 mesi contro i 42 anni e 10 mesi attuali. La previdenza sul tavolo del vertice di Giorgia Meloni con Salvini e Tajani dopo la pausa estiva. E a corredo di questo c'è anche un articolo sulla Stampa di oggi dedicato ai 45 modi diversi per godersi la vecchiaia. 1,5 milioni ha preso lo scivolo pensionistico. Il numero di chi ha ottenuto l'assegno anticipato è cresciuto malgrado la riforma Fornero, scrive La Stampa. È colpa di una giungla di leggi e di norme che negli anni è costata alle casse statali quasi 70 miliardi di pensione anticipata.
Sulla Stampa vi segnalo anche l'intervista di Francesco Moscatelli a Flavio Tosi. Per il dopo Zaia ci sono io, dice l'ex leghista, oggi Forza Italia. Vannacci è un fascista. Non possiamo sbagliare candidato, io ci sono. La Lega di Salvini, partito allo sbando di estremissima destra. Il governatore tra i suoi, Zaia, è minoritario, con l'arrivo del generale Vannacci lo è anche di più. Sull'autonomia siamo concreti, se diventa un derby nord-sud la riforma è già morta, dice Flavio Tosi alla Stampa. Sulla Stampa c'è anche Caterina Soffici da segnalare, il suo articolo è a pagina 15, i talebani che vietano alle donne di cantare e recitare. Non è una cosa che sorprende, purtroppo, ma in Afghanistan il governo ha aggiornato le norme religiose, cancellato le voci femminili in pubblico. Il Po infestato invece chiude la cronaca locale della Stampa di Torino. Alte temperature, livello basso delle acque, piante esotiche che invadono la superficie del fiume Po. Danneggiati i circoli remieri, l'assessore Tresso dice a inizio mese l'ultimo sopralluogo, monitoraggi continui. Ma c'è un'altra notizia in cronaca torinese che riguarda Franco Iachi Bonvin, tabaccaio di Pavone Canavese, che uccise un ladro di origini moldave 24enne, il quale aveva cercato di rubare all'interno dell'esercizio commerciale. Il tabaccaio sparò dal balcone, uccise il ladro, è stato condannato a 5 anni, ammazzò un giovane. Il giudice dice non fu legittima difesa e non è accettabile farsi giustizia da soli. In suo soccorso era intervenuto Salvini con l'hashtag Io sto col tabaccaio. E con questo noi ci salutiamo, vediamo intanto però cosa ne pensa il nostro esperto di tutto quello che abbiamo letto fino ad ora sui giornali e poi un pezzo musicale qualunque. Poi abbiamo in serbo una sorpresa ma per domani. Cosa? Questo è il pensiero dell'esperto e noi diciamo che siamo indotti a concordare con lui. Per domani invece abbiamo concepito un nuovo jingle per il settembre di Radio Libertà, ma non ve lo proponiamo adesso, teniamo la suspense, ve lo proponiamo domani. È un recupero storico, vi posso dire solo quello. Buona prosecuzione di ascolto, tra poco con voi per lo Zoom mattutino di fine agosto, inizio settembre. Antonino Danna e ci risentiremo peraltro anche con il sottoscritto, che brutta espressione, l'ho sempre odiata, l'ho usata infaustamente, comunque ci sono anch'io poi dopo le 11 perché parliamo un pochino con l'amico e collega Maurizio Bolognetti. Esatto. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente...